Buongiorno amici, sono le 3:30 e questa è una nuova avventura nella scoperta del Ponente Ligure. Questa mattina, in compagnia del nostro amico Stefano, riproveremo una spiaggia che abbiamo già testato, però in condizioni ben diverse. È un paio di giorni che sta piovendo, l'acqua è sporca e si sta preparando per noi una scaduta spaziale questa mattina. Quindi alla scoperta del Ponente Ligure con scaduta. A dopo amici, buongiorno. Eccoci finalmente partiti, da poco passate le 4:30, canne in pesca. Stamattina ci ritroviamo a Voltri, spiaggia che abbiamo già testato, ma questa mattina vogliamo provarla con una bella scaduta. Partiamo subito con degli americani che ho messo belli larghi in una scatola di arenicola, cielo coperto, mare sporco e si va, si parte. Stamattina di nuovo con me il mio amico Stefano, che andremo poi a salutare e a sentire quando uscirà un po' più di luce. Buongiorno amici da casa. Il nostro Stefano parte subito con una doppietta, pesciolini che andiamo subito a rilasciare. Una mormorina, un po' di sano catch and release amici. Prima oretta di pesca andata, pesci sono in attività, il sole inizia ad uscire, sono questi gli spettacoli che ci piacciono. Adesso ho tirato fuori anche dei bibi, sono quelli piccini, non sono quelli italiani grandi, quindi probabilmente ne metterò 2 alla volta, farò un tentativo così. Mare di scaduta, onda lunga, decisamente perfetto per pescare oggi. Un po' di corrente ma giustamente ci sta, e la spiaggia piano piano si sta svegliando. Lancio corto per Stefano con i suoi 2 ami flotterati, esecuzione perfetta. E il nostro Stefano continua nella sua azione, coppiola anche questo giro, inizia a essere di una dimensione interessante questa mormora, e poi subito dopo sugarellino, una bughetta che rilasceremo. Mi riesci mica a imprestare lo slamato? Sono avanzati 3 piccoli bibi che ho messo tutti insieme a creare questo unico innesco. Adesso pronto al lancio e vediamo un po' che succede. E ancora coppiola per il nostro Stefano, tutto allenamento per il nostro campione. Pagellini a non finire questa mattina, che rilasceremo prontamente.
Adesso con l'aiuto del nostro amico Stefano, per chi non ci fosse mai venuto qua a Voltri, Stefano ci dirà un po' qualcosina in più su questa spiaggia. Ci troviamo nella spiaggia più a destra delle tre presenti qua a Voltri, spiaggia che dopo mareggiata dello scorso novembre ha portato più ciottoli del solito sulla spiaggia. Prima era piuttosto sabbiosa e comunque il fondale è sabbioso, c'è un profondo scalino in questa spiaggia nei primi 5 metri che rendono piuttosto complicato il recupero delle prede, soprattutto quelle importanti, e quindi bisogna stare attenti. Comunque dai 6 metri in poi tutta sabbia, il fondale intorno ai 8-10 metri, e come prede qua possiamo trovare mormore, orate, soprattutto in situazioni di mare in scaduta come questa anche ombrine. Perché? Perché ci troviamo vicino all'uscita di un fiume qua alla sinistra, che rende dunque l'acqua più dolce, più salmastra, e quindi attira proprio questi pesci. E che dire, ora stiamo pescando su una distanza media degli 80 metri, abbiamo preso una mormola, qualche pagelletto, poi abbiamo un altro pescatore che sta pescando. Ora vedremo cosa succede nell'arco della mattinata. Eccolo Gio, ho avuto una boccata, una bella tocca. Sono passate le 7, vediamo che cosa succede. Appena si avvicina sotto, vediamo cosa succede. Attenzione Gio, mare in scaduta. Ecco che inizia sotto a picchiare. Bello, bello, bello. Vai, tira con l'onda. Bella, una bella orata. E bravo Gio. Attenzione, coppiola nuovamente per il nostro Stefano, Rombetto. che ci porta a terra un rombetto. Bellissimo, guarda che colore. Colori classici del rombo, classico pesce da fondo. E abbiamo là una mormorina. Mormorina, ora rilasciamo tutto. Sta alzando un po' il mare. Sta alzando un po' il mare, adesso tutto sommato mattinata molto ma molto interessante, sia a livello tecnico che a livello meteo, perché sono proprio queste giornate che possono alla fine regalarci qualcosa di bello. Eccoci con le nostre stanche facce, stiamo entrando ormai nella terza ora di pesca, si sta avvicinando, sembra più ottobre che maggio, e giornatina un po' così, dovrebbe ritornare buona per pescare, dovrebbe tornare a piovere già stasera. Tutto sommato però una mattinata piacevole.
Tocche a volontà, pesci non esagerati, qualche cosa di buono è uscito. E si continua, si continua. Il nostro Stefano ci ripropone una coppiola, anzi una tripletta, due pagellini mini che verranno rilasciati insieme a questa mormora. Che pescatore questo Stefano! Sempre con me le mie Maver 3 pezzi 250 Maver Elite Titanium Oceano, due canne meravigliose che consiglio sempre a tutti quanti, un po' difficili da trovare, abbinate con uno Shimano 10.000 per bilanciare il tutto, però due canne meravigliose. Il mare inizia a aumentare. Qua in Liguria si forma un po' un'onda un po' più diversa perché il fondo scende molto velocemente rispetto al resto d'Italia, quindi quello che sembra un mare apparentemente sostenibile è molto ma molto più forte di quanto si possa credere. Eccolo il nostro Stefano, ferrata decisa e si riparte, nuovo combattimento. Stamattina non ci danno tregua. In diretta il recupero di Stefano. Che montatura avevi sotto Ste? Triplo amo, un bracciolo da 1 metro, arenicola, ma potrebbero essere dei pescetti, però Adesso verifichiamo. Amici da casa, verifichiamo. Sta avvicinando, piombo molto distante, un 140 grammi per il nostro Stefano su questa canna. Attenzione, tripletta di 2 mormore e un pagello. Amici, qua non si scherza con Stefano, i garisti si vedono queste cose. Grande Stefano. Attenzione, si avvicinano le 9, quarta ora di pesca in avvicinamento, primo raggio di sole, mare meraviglioso questa mattina, qualche folata ogni tanto, ma veramente una bella mattinata.